vergognosi esempi di inquinamento ambientale, la Galvanica di Tezze riapre con un concerto per un primo maggio diverso. Buonasera dal Telegiornale del Veneto e benvenuti. In apertura ci occupiamo della Tricom Galvanica di Tezze sul Brenta. L'ex fabbrica vicentina è ormai diventata un simbolo dell'inquinamento ambientale, con quel cromo esavalente che ha contaminato le falde acquifere. La lunga esposizione ai veleni ha portato anche alla morte di alcuni operai. La sentenza del processo d'appello ha condannato 3 dirigenti. Oggi la bonifica del sito, molto complessa e altrettanto costosa, è soltanto agli inizi. Per non dimenticare, Tezze quest'anno celebrerà un primo maggio molto particolare. Vediamo il nostro primo servizio. Sarà un primo maggio diverso per Tezze sul Brenta nel Vicentino, con un concerto di piano che si terrà all'interno di uno dei siti simbolo dell'emergenza ambientale del nostro territorio. Mi sembrava doveroso per coloro che hanno lavorato qua, quelli che ci sono, ma soprattutto per quelli che non ci sono più. Era una fabbrica, la Tricom Galvanica, che usava veleni e metalli pesanti, ma ci vollero le analisi sballate di alcuni pozzi circostanti per far luce su una verità nascosta da anni. I fanghi ricchi di cromo esavalente e altri metalli pesanti erano stati dispersi nell'ambiente senza alcuna precauzione. Questo è il caso più grave di inquinamento di tutta Europa da cromo esavalente in falda. Per tanti anni c'è stato un silenzio assoluto, per tanti anni i lavoratori sono stati lasciati da solo. Dopo le denunce, il fallimento e i processi per disastro ambientale e omicidio colposo, quando le morti di alcuni operai vennero riconosciute come frutto dell'esposizione al cromo esavalente e agli altri veleni. Dirigenza assolta in primo grado a Bassano nel 2011, condannata in appello a Venezia lo scorso anno. 12 anni mi ci sono voluti per ottenere, diciamo, giustizia, ma una giustizia con la G minuscola. 6 milioni stanziati per ora, ma la bonifica si presenta lunga e complessa per la natura del territorio e la vastità della contaminazione. Impossibile dire se e quando i lavori saranno completati e quanto costerà alla fine, ma è già importante che dopo anni di silenzi dal 2009 il nuovo sindaco di Tezze abbia deciso di riaprire il sito perché nessuno dimentichi.